Mostra un link durante... No, che ce ne frega. Sì, siamo...
Certo.
Clac. Facciamo una prova perché se dai nello streaming c'è stato il microfono. Ok, prova a parlare, prova a dire qualcosa. Cioè domani non so ci sta capire bene. Ma tu sai che non so quale. Esco fuori. Quindi raccontiamo qualche barzelletta per capire se l'audio e se dallo streaming ci sentono bene. Perché devo regolare il volume del microfono, raccontiamo barzellette. E adesso vediamo se qualcuno ci dà segno di vita. Forse qualcuno ha sentito qualcosa? Il microfono è disattivato, però questo l'hanno scritto prima. Sì, ho mandato un messaggio alla collega. Vediamo da regolare il volume. Attiva ma non so se Ci sentite? Va bene. Quindi iniziamo. Allora, io prendo la parola per pochissimi secondi perché poi lascerò spazio e tempo a proposito dell'argomento di oggi ai nostri ospiti. Volevo solo ringraziare veramente tutti i ragazzi e le ragazze che sono seduti qua, dal Pacinotti ma anche dal 2008, che degli ospiti graditissimi. Oggi è la giornata inaugurale del progetto IDEAS, che è appunto finanziato dalla Fondazione di Sardegna, realizzato in collaborazione con l'associazione IDEAS, che è un'associazione che si occupa da anni di divulgazione nel campo della fisica. È un'associazione di giovani ricercatori e ricercatrici, nonché posso dirlo, eravamo colleghi all'università, ci conosciamo da tanto tempo e so che lavoro fate e quindi anche in collaborazione con appunto il liceo Pacino, il liceo SIOP e il liceo Lettori. Io a questo punto lascerei la parola a voi che appunto porterete avanti questo primo di 4 dialoghi che abbiamo organizzato. Come sapete sono tutti dialoghi interdisciplinari, quindi si confronteranno oggi appunto Riccardo, che è ricercatore nella fisica teorica, ma poi insomma Alessandro vi spiegherà qualcosa in più, e Maria Spiangeli, che invece è una collega del Pacinotti, che è una grecista, e quindi ovviamente è un dialogo, come sapete, interdisciplinare, cioè si incontrano campi che generalmente vengono ritenuti lontani, ma forse essendo due aspetti della società umana non possono poi essere tanto lontani tra loro. Non mi dilungo oltre, lascio la parola a loro. Allora, salve a tutte e a tutti. Iniziamo, come diceva la professoressa Vacca, che come accennava anche la nostra amica Claudia, una serie di dialoghi che abbiamo chiamato Ideas to Chat. Permettetemi quindi anche di ringraziare la referente Claudia che ci ha permesso di realizzare questa serie di incontri che spero troviate interessanti. Questi incontri o dibattiti o chiacchierate, come li volete chiamare, affronteranno diverse tematiche che hanno però tutte lo stesso denominatore, un denominatore comune, che è la visione storica e moderna della scienza da parte dell'umanità. Quindi vedremo che durante questa serie di incontri anche il concetto di scienza è cambiato nel tempo, si è evoluto nel tempo, perché la scienza, come la lingua, l'arte, la letteratura, sono delle attività prettamente umane. Come l'uomo, come la specie umana, hanno bisogno di evolversi nel tempo. Però, sto usando questa parola, il tempo, però non sappiamo ancora cosa sia. Il tempo è proprio la tematica del dibattito della chiacchierata di oggi,
in cui vedrete parlare il dottor Riccardo Murgia, attualmente ricercatore del Gran Sasso Science Institute. Riccardo si è laureato alla triennale qui a Cagliari, poi si è specializzato a Torino e finalmente ha conseguito il dottorato di ricerca alla SISA di Trieste su argomenti di ecologia. Grazie. Mi sentite? Ogni tanto scappa. Ok. Riccardo si occupa anche di fare divulgazione sui canali social Instagram. Mi sentite? Lo potete trovare come The Sardinian Corporis. Riccardo dialogherà con la professoressa. Aspetta. Ci siamo? Ok. Allora, Riccardo dialogherà con la professoressa Angioni, di cui forse non conoscete la carriera accademica, ma la professoressa Angioni ha conseguito ben 2 dottorati di ricerca, uno conferito dall'Università di Trento e Parigi e l'altro dall'Università di Barcellona, su argomenti che riguardano la traduzione e tradizione della tragedia greca. Recentemente ha anche pubblicato un saggio che ho avuto modo di sfogliare e ho trovato molto interessante riguardo la traduzione di Pasolini dell'Orestia di Eschilo. Quindi insomma non ascoltatela solo oggi ma anche a lezione, perché si può imparare tanto da persone così preparate. Detto ciò, oggi capiremo e vedremo come il tempo veniva concepito dai greci e dai latini e l'evoluzione del concetto di tempo dall'antichità a oggi. Vedremo anche il ruolo giocato dalla scienza in tutto questo, che è fondamentale. Però prima di dare il via all'incontro volevo anticiparvi che sarà dopo che sentiremo parlare la professoressa Angioni e Riccardo e il dottor Murgia. Ci sarà una chiacchierata aperta a tutti, quindi vi invito a annotare tutte le cose che vi interessano, vi incuriosiscono o vi lasciano perplessi, perché sono argomenti delicati, e quindi dopo potrete alzare la mano e dire ma ho pensato questo, ma come me lo spiegate, cosa ne pensate di... Non abbiate paura, perché questi incontri devono essere anche informali e vogliono avvicinare il mondo degli studenti a quello che è poi la ricerca. A questo dialogo parteciperanno non soltanto, a questa chiacchierata finale, non soltanto la professoressa Angioni e il dottor Murgia, ma anche degli studenti di dottorato di ricerca, studenti e studentesse del GSSI, che sono lì. Ve li presento: Andrea, Alessio e Samantha. Li incontrerete anche a degli eventi che abbiamo organizzato a novembre, dove ci saranno dei laboratori in cui vi spiegheremo come noi studiamo l'universo e i mezzi che utilizziamo, quindi rompete il ghiaccio, fategli domande anche dopo, insomma sono una buona fonte per capire perché una persona, uno studente o una studentessa vogliano cercare di fare ricerca. Quindi insomma abbiate coraggio. Infine vi presento anch'io, che ho presentato la professoressa Angioni e il dottor Riccardo Murgia, quindi io sono Alessandro Loni, il dottor Alessandro Loni. Anch'io ho essenzialmente avuto la stessa carriera di Riccardo fino a Torino. Ho studiato come e con Riccardo, quindi abbiamo studiato insieme alla triennale qua, ci siamo spostati a Torino. E poi io, prima di intraprendere il mondo della ricerca, mi sono fermato, ho deciso di fare tutt'altro. Poi, siccome i grandi amori non si dimenticano mai, mi mancava la fisica e l'astrofisica, ho iniziato a fare ricerca qui a Cagliari, ho conseguito il dottorato di ricerca qui presso l'osservatorio astronomico. Questo per dirvi che quando vi dicono ormai è troppo tardi, non è vero. Siate coraggiosi e se vi piace una cosa perseguitela.
Oggi però non sono qui per parlare della mia ricerca, ma per fare da mediatore a questo interessantissimo dialogo. Questo vuol dire che mi godrò come voi la chiacchierata, però come ho detto prima annotate tutto quello che vi interessa, non abbiate paura di intervenire. Credo di aver detto tutto, quindi credo sia il momento di dare la parola alla professoressa Angioni, che credo inizierà a circoscrivere il problema del tempo. Allora, buongiorno a tutti. Allora, questo titolo è un titolo, direi, che vorrebbe includere una discussione che è evidentemente molto molto complessa, quindi è molto vasta. Quindi ho pensato a una strategia per lasciarci con qualche spunto di riflessione, piuttosto che fare una carrellata su vari autori e vari pensatori nel corso del tempo. Ho pensato di affrontare il discorso secondo 3 spunti fondamentali, che poi vedremo con più attenzione. Allora, innanzitutto vedremo di capire qual è la complessità e l'evoluzione del concetto di tempo attraverso l'analisi di 3 parole, che sono le parole che usa il greco per definire il tempo. Parleremo di chronos, di aion e di kairos. Poi parleremo della metafora del tempo come spazio, e poi affronteremo un tema che è molto letterario e riguarda la contrapposizione tra la ciclicità del tempo delle stagioni contrapposta appunto alla linearità del tempo come le percepiamo noi nella nostra vita, e si può fare un bellissimo percorso tra vari testi come quelli di Alceo, Asclepiade, Catullo, Orazio, ma ce ne sarebbero anche tanti altri. Questo più che altro rimarrà uno spunto che potrete poi anche elaborare ognuno per conto proprio secondo il proprio gusto. Allora, innanzitutto inizierei con una domanda: che cos'è il tempo? Se voi vi fate questa domanda adesso, però non rispondete proprio adesso, io penso che anche a voi capiterà come a me, che comincio a pensare su 2 direttrici. Il mio pensiero va su 2 direttrici: il tempo come tempo astratto, eterno, un concetto a cui io posso pensare come qualcosa al di fuori di me, e poi il tempo invece vissuto come appartenente alla mia esperienza di essere umano, cioè cos'è il tempo per me, come entra il tempo nella mia vita, qual è il mio passato, il mio futuro, qual è il mio presente. Quindi vediamo un pochino di capire queste 2 direttrici di pensiero, come si articolano attraverso le nostre 3 parole greche che vi ho anticipato: chronos, aion e kairos. Allora, per quel che riguarda, vedremo varie attestazioni, non vi spaventate, abbiamo tanti autori citati, di cui qui non ho riportato i passi, ma poi vi fornirò anche una bibliografia e con più precisione le ricorrenze. Però ecco, possiamo vedere che nei vari modi, le varie attestazioni che troviamo per queste 3 parole ci conducono in questa doppia direzione: il tempo come qualcosa di eterno e il tempo come qualcosa della nostra esperienza personale. E poi domanderò ai nostri fisici cosa succede di questa dualità nella loro disciplina. Allo stesso tempo avrò delle domande da fare per ciascuno di questi 3 punti adesso citati. Allora, iniziamo a vedere la prima parola, chronos. Chronos, lo sapete tutti, vuol dire tempo. Se voi fate una ricerca su internet trovate subito qualcosa di molto specifico, ma quello che vorrei che emerga da qui è la vastità e la complessità di questo discorso, perché il chronos, come lo pensiamo noi, tempo, in generale se cercate su Wikipedia vi dice subito è il tempo quantificato, è il tempo della misura. Ma come si arriva a questo concetto, che non è per nulla univoco nella letteratura greca, né in poesia né in filosofia? Allora, assistiamo progressivamente alla personificazione del tempo. Il tempo in greco, chronos, non esiste come personaggio mitologico. Ci sarà un'identificazione, ma un'identificazione tarda, a partire da Proclo, quindi siamo già nel V secolo d.C., tra Chronos, il tempo, e Cronos, il dio che evira suo padre per prendere il potere, che sarà a sua volta evirato da Zeus. Inizialmente Chronos è qualcosa che ha a che vedere con un tempo ciclico, un tempo molto potente che domina il mondo degli uomini. Troviamo varie attestazioni, per esempio in Solone il tempo sa tutto, porta tutto alla luce, giudica e chiede il conto, quindi è un tempo che si impadronisce del mondo degli uomini.
Poi ancora abbiamo la celebre attestazione di Anassimandro, che dice che dall'apeiron le cose si distaccano, si trasformano l'una nell'altra secondo necessità e si rendono giustizia secondo l'ordine del tempo. Ancora troviamo il padre del tempo come padre di tutte le cose, che stabilisce il corso dell'esistenza e gira l'esistenza degli umani in Pindaro. E poi troviamo le strane attestazioni in tragedia. Nella tragedia abbiamo un tempo che è molto particolare, come qualcosa che sta al di fuori di noi, però appartiene allo stesso tempo alla vita dell'uomo. Quindi è bellissima l'immagine del tempo nell'Agamennone, il tempo che dorme con me, ma anche dolce compagno di letto in Sofocle. In Pindaro, in Sofocle ancora il tempo che sta con me. Questo tempo anche invecchia insieme all'uomo, gli è data anche questa qualità che è tipica dell'essere umano, quindi questo tempo si avvicina un po' di più all'uomo. Però questo tempo poi lo troviamo anche associato alla scansione di giorno e notte, verrà poi identificato al fiume che scorre in Eraclito, è anche identificato con Okeanos, che è il fiume circolare da cui tutto si origina. Arriveremo poi anche all'associazione di Cronos e anche di Aion, viene anche, in questo caso c'è, vedete, poi tra Cronos e Aion c'è anche molta interscambiabilità, ok? Quindi si associa anche l'idea dell'Uroboros, che è il famoso serpente, è bellissima l'immagine, il serpente che si mangia la coda, quindi associato al tempo ciclico, eterno, ritornante, che poi diventerà il mostruoso e complicatissimo eterno ritorno anche in Nietzsche, questo lo dico per chi si deve dedicare alla filosofia. Quindi abbiamo un tempo che è legato comunque anche al ciclo delle stagioni, il tempo ciclico, che ritorna in qualche modo su se stesso, ma in qualche modo è anche legato all'uomo. Abbiamo detto dell'associazione con Cronos, che avviene a poco, è lenta, non sappiamo quando avviene, sappiamo che è attestata per la prima volta con Proclo ed è un'associazione che avviene in ambiente orfico esoterico, che è un mondo per i grecisti e per tutti noi comunque molto complesso e molto complicato. È un'associazione tardiva, ma a questo punto Cronos, quando viene associato al dio Crono, diventa un tempo eterno, un tempo senza tempo. Allora per noi sono concetti estremamente difficili da capire, noi adesso io li sto snocciolando così sperando che poi voi abbiate voglia di approfondirli, però sono concetti molto difficili perché noi non abbiamo la stessa idea di tempo, noi abbiamo un'idea di tempo che è fortemente improntata un po' alla scienza, un po' c'è un'influenza newtoniana sulla nostra idea di tempo astratto, ma comunque è un'idea lineare del tempo, noi non riusciamo a pensare a qualcosa che sia eterno e allo stesso tempo temporale, cioè con un termine di durata, allo stesso tempo è, sarà ed è stato. Quindi per noi è molto complesso, tuttavia provate a tenere insieme questi concetti. Cronos, quando è associato al dio Crono, diventa un tempo senza tempo, un tempo in cui non vi è distinzione fra tempo ed eternità ed è senza divenire. È molto diverso, appunto, come vi dicevo, allo schema a cui siamo abituati. Vediamo la parola aion. Okay? Allora, aion, quando voi sempre fate la vostra ricerca su Wikipedia, vi dirà che aion è l'eternità. Ebbene, c'è un bellissimo libro di Enzo Degani, bello anche tosto e lungo, che analizza solo l'idea di aion da Omero ad Aristotele. Perché? Perché aion in greco antico vuol dire 10 cose diverse e anche cose che sono in contrasto tra loro. Allora, inizialmente vediamo un pochino di declinare questa e di provare a inoltrarci in questa complessità. In Omero e nei tragici vuol dire forza vitale, perché la forza vitale è quella che dà poi a noi la nostra durata nella vita, ok? Midollo, durata della vita e anche durata del cosmo. Il cosmo per i greci è vivente, noi abbiamo l'idea di qualcosa di astratto, di qualcosa che sia al di fuori di noi, invece per i greci partecipa allo stesso ciclo vitale. Abbiamo la bellissima attestazione di Eraclito che dice: Aion è un bimbo che gioca a dadi, il regno di un bimbo, quindi il tempo è come se giocasse a dadi. Cosa succede in questa metafora? Che il tempo è sempre nuovo ma sempre lo stesso. Pensate al gioco dei dadi, la giocata è sempre diversa ma il gioco è sempre lo stesso, quindi provate a tenere insieme questa complessità. Poi
possiamo parlare, c'è la scuola eleatica in cui si differenzia, sapete, non so se l'avete già fatto in filosofia, l'essere e non essere, quindi tutto ciò che è essere è vero, tutto ciò che è non essere non è vero, quindi Parmenide nega l'esistenza del tempo perché sarebbe un non essere, questo tempo non può scorrere perché sarebbe divenire. Dunque, con questo dualismo ontologico tra essere e non essere, quindi divenire, eternità, piano piano andiamo verso quel dualismo di cui abbiamo parlato all'inizio, cioè piano piano iniziamo a farci un'idea di ciò che è eterno, astratto, separato, e ciò che vive in una realtà che è inferiore, che è dominata dal divenire e dal non essere. Ok? C'è l'allegoria del Kouros che cerca l'eternità e invece il mondo dei mortali che sono all'oscuro. Arriviamo a Platone. Con Platone, insomma, ci viene subito in mente il dualismo, no? Un mondo superiore e un mondo inferiore. Ma anche qui il tempo viene declinato su due binari, ma anche qui con molta complessità. Vi ho riportato qua semplicemente la complessità del Timeo, per cui si differenzia ciò che ha generazione da ciò che non ha generazione, da ciò che si genera perennemente, ciò che è stabile e fermo da ciò che si muove. È un'eternità tuttavia ancora molto complessa, che ancora non è uguale alla nostra, perché è un'eternità, come vi ho pronunciato prima, vivente. Non appartiene alla nostra idea di eternità astratta e immobile. Ancora quindi Cronos, possiamo dire, ha la sua eternità, per esempio, è generato ma non avrà fine. C'è il concetto latino che ci aiuta a comprendere questa cosa, che è quello della sempiternitas, cioè un'infinita durata temporale che però è diversa dall'eternitas. Continuiamo con Aristotele. Aristotele, per esempio, ci fa vedere tre tipi di eternità. Questo nella metafisica: c'è un'eternità fuori del tempo, un'eternità nel tempo e l'eternità del tempo. Ma il tempo per Aristotele, questo sarà importante per la discussione scientifica posteriore, il tempo per Aristotele è misura del cambiamento, e qui ci avviciniamo un po' di più al nostro mondo, al nostro modo meno complesso di tenere insieme tutti questi concetti. È arithmos kinesios kata tu proteron kai ysteron, quindi è il numero del cambiamento tra il prima e il dopo. Ancora, per insistere sulla complessità di questi concetti, Aion inizialmente è una porzione di Cronos, per esempio in Euripide, mentre in Proclo diventa esattamente il contrario. Cronos è una parte di Aion. Per concludere, anche su Aion abbiamo tante cose da dire, ma quello che dovete cercare di tenere in mente è la complessità. Okay? Vediamo dopo Kairos. Kairos forse è più semplice, forse è più comprensibile per noi, perché siamo abituati a tanti concetti che qui ritroverete. È molto bella l'iconografia che viene riportata, insomma si racconta di una statua di Lisippo in cui è raffigurato Kairos, che traduciamo generalmente con il momento opportuno, che è un giovane che ha un ciuffo di capelli davanti e rasato di dietro, perché non si può prendere poi una volta che è passato il momento opportuno. Attenzione, viene anche scolpito come sordo. Qui ho messo un punto esclamativo perché tutti si immaginano come potesse essere una statua sorda. Comunque ha le ali ai piedi, corre veloce, sta su una sfera, quindi deve stare in equilibrio, e in mano una bilancia e un rasoio. Il rasoio diventerà poi il falcetto della morte e la cesura del tempo, no? Abbiamo tutta una carrellata di immagini di Kairos, che poi diventerà Occasio nel IV secolo d.C. e arriva poi direttamente a Machiavelli con l'idea di occasione che non si deve perdere. Kairos è però anche la misura. Attenzione alla tragedia, perché qui la misura si contrappone ovviamente al concetto di ibris, a ciò che è la dismisura. Kairos diventa anche un elemento etico e vedete, vi ho scritto qua, Kairos Gnothi equivale al Gnothi Sauton, e anche in Solone e nella tragedia si contrappone alla dismisura come equilibrio. Non è un possesso nostro, l'uomo può aderirvi perché più o meno consapevolmente, più o meno di sua volontà, ed appartiene al regno degli dei. Non è propriamente un tempo, però forse è un concetto un po' diverso rispetto a quello di Cronos e Aion. Si fa molto spesso il paragone con l'Auristo, perché il Kairos è il momento, l'istante, come si può dire, fossilizzato nella sua qualità dinamica, che non per forza
vuole indicare un prima o un dopo, si tira al di fuori dalla conseguenzialità dello scorrere del tempo, che invece nella latinità è molto ben costruito attraverso la consecutio temporum e la rigidità dei tempi che vengono tenuti insieme. Io ho trovato un articolo bellissimo che vi vorrei consigliare, che parla appunto di questa, prende spunto da questa differenza grammaticale per dire la differenza di queste due grandissime culture. Dobbiamo procedere perché il tempo è tiranno. Arriviamo ai concetti latini, che sono relativamente più semplici, perché il tempo sta già diventando un po' questa linearità che si affermerà con il cristianesimo. Abbiamo un tempus, che è un tempus segmentato, levum, che è il tempo come durata, e etas, che è una varietà solenne e poetica. E arriviamo a Sant'Agostino, perché con Sant'Agostino riusciamo a orientarci un po' meglio, tutti lo capiamo in maniera un po' più semplice. Agostino ci dice: il tempo passato e futuro non esistono, perché il passato è già passato e il futuro ancora non è. Questa cosa c'è anche in Aristotele. Esistono semplicemente tre tipi, cioè semplicemente no, esistono concretamente tre tipi di presenti: un presente nel passato, che è la nostra memoria, un presente nel presente, che è la visione che io ho ora in questo momento, e il presente nel futuro, che è l'attesa. Quindi viene tutto riportato a che cosa con Agostino? Alla nostra esperienza, a noi come uomini il tempo è la nostra durata, e il tempo comincia a entrare nella coscienza, e da qui in poi, ma questo lo potete fare voi a casa, abbiamo il tempo come coscienza, è percepito da noi individualmente, che percorre tutta la letteratura, tutta quanta, e nel Novecento forse è la parte che è più interessante, con Bergson, con il tempo per Pirandello, il tempo per Calvino. Potete gestire poi tutti questi concetti come volete, però ecco, l'intento di questa prima parte era un po' vedere come si arriva a un'idea di tempo, poi soprattutto a questa biforcazione, tempo eterno al di fuori di noi. Che cos'è il tempo? Questo lo chiederemo a essi. E invece il tempo nostro come durata, come si coniuga? Abbiamo anche delle riflessioni di Heidegger, di Bergson, che sarebbe bello citare qui, ma non è troppo, non ci riusciamo. Faccio subito la domanda o parlo delle altre due? Vai. Innanzitutto grazie mille per l'intervento interessantissimo. Io come mediatore sto facendo un lavoro pessimo, perché non ho neanche orologio, quindi grazie professoressa Angioni per aver controllato l'orario. Sì, ci sono assolutamente diversi spunti per varie riflessioni in seguito, ma è bene che adesso... Se non la metafora. Ah sì, la mia domanda specifica. Scusa, illustro un secondo queste due diapositive. Il primo è un'immagine medievale di Cronos che evira Urano, vedete, gli stacca il suo membro vitale, e c'è anche Urano che divora i figli, ok? Invece nell'altra parte avete l'iconografia di Aion, che è un giovane ento che sta fermo e ha la ruota delle stagioni che gira. Allora io non so se farti questa domanda subito: come coniuga la fisica questa doppia valenza? Cosa pensate voi? Al tempo come qualcosa di astratto o al tempo come durata nostra interna? Cioè, cosa succede in fisica a questi due concetti? Io butto giù tutto, sono sicuro. Ah no, ok. Però allora mi sposto lì, così vado direttamente. Secondo voi vaneggiano di più i filosofi, i grecisti, le greciste, o i fisici, le fisiche? I fisici. Vediamo le direzioni. Posso anche andare, poi ci torniamo dopo su questo. Perché la questione è una cosa importante, che sembra che c'entri poco, ma in realtà appunto uno può fare come ha fatto la professoressa Angioni, no? Questa panoramica uno se l'immagina facilmente per i filosofi, gli autori, e dice ah sì, sono un elenco di vaneggi nella storia. E la domanda non è soltanto è la fisica, ma la domanda è anche: e i fisici, e gli scienziati, e le scienziate? Anche loro, anche noi vaneggiamo, e quindi è soprattutto è anche facile. Poi noi qua in Occidente diciamo no, Galileo, quando è nata la scienza, vi chiedo, mi dite Galileo, no? Si è sbisogato e nasce la scienza. Però in realtà prima non è che non si ragionasse di scienza, non si vaneggiasse di scienza. E quindi niente, quello che abbiamo deciso, un altro dei fili conduttori dentro questa complessità, che abbiamo pensato che sia interessante, che è una cosa che magari a scuola non sempre passa questo messaggio,
è che gli scienziati non sono isolati nella torre d'avorio a fare, non è che le teorie, non è che siccome a voi teoremi o di fisica, di matematica, le cose ve le insegnano come se fossero piovute dal cielo, la natura funziona così, non funziona davvero così. Alle teorie, ai teoremi, alle teorie fisiche, alle teorie matematiche che utilizziamo per spiegare il mondo, ci siamo arrivati proprio vaneggiando così tutti insieme, interdisciplinarità nuovamente. E quindi questo si lega, tutto si lega, nel senso, appunto, quando Alessandro vi diceva quelli sono 3 giovani scienziati, perché è così, cioè non immaginatevi che Einstein sia stata brava longa tutta la vita, cioè Einstein, le cose di cui parleremo adesso di Einstein, le scoperte fondamentali che hanno rivoluzionato tutto, il motivo per cui avete il GPS nei cellulari e funziona giusto e non sbagliate strada, è perché Einstein assomigliava molto a loro, a noi non più, ormai siamo vecchi anche noi, però insomma le scoperte scientifiche, le grandi intuizioni scientifiche vanno di pari passo con le grandi intuizioni letterarie, insomma l'umanità procede tutta insieme, e quindi non è un caso che adesso vedremo tutta una serie di cose, tutta una serie di, ripercorriamo, ovviamente mi permetto di mettere, anche se ci saranno un sacco sicuramente docenti di filosofia, mi permetto di mettere citazioni, qualche cosa così, senza nessuna pretesa, ne so quanto voi, non i docenti, quanto voi studenti, però proviamoci. Perché comunque Archimede e Aristotele non erano solo Aristotele non era solo un filosofo, ma insomma la fisica, anche se non quella che conosciamo, nasce ben prima di Galileo. E quindi quello che diceva la professoressa Angioni, che cos'era per Aristotele e Archimede il tempo? Il tempo, appunto, la misura del divenire delle cose, la misura del cambiamento, quindi tempo e movimento vanno di pari passo. Ma io come faccio a misurare il movimento? Cosa vuol dire che misuro il movimento? Questo è un problema filosofico, ma è un problema fisico, un problema che appunto poi si rispecchia anche nella letteratura, nelle tragedie greche, ma poi nell'arco dei secoli, no? E quindi tempo come misura del divenire delle cose, ma che cosa vuol dire? Cioè, c'è una mente misurante? Cosa vuol dire che faccio? Chi è che fa questa misura? E quindi la domanda è sempre quella, insomma la risposta adesso proviamo a trovarla insieme. A che cosa ne pensa la fisica di questo dualismo, di questa dicotomia tra tempo oggettivo e tempo soggettivo? E soprattutto poi come interpretiamo, cosa vuol dire? Perché oggettivo è già una parola appunto più che uno può interpretare in maniera meno ambigua, ma la soggettività, la relatività, come vedremo, ha un significato completamente diverso in letteratura e in fisica, anche se pur completamente diverso appunto sono legati. Non è un caso che certe cose nella comunità scientifica, certe rivoluzioni, le rivoluzioni arrivano tutte insieme, scientifiche, sociali, in letteratura, insomma, e quindi questa è la cosa importante. E quindi proviamo questa carrellata nella fisica. Quindi Aristotele e Archimede ci lasciano questa cosa del tempo soggettivo, della misura, qual è la mente misurante, rimane questo problema aperto per un sacco di tempo, per un sacco di secoli, e poi arriva Newton. Quindi arriva la scienza quando ci insegnano, si nasce la scienza, Galileo, poi Newton, gli cade la mela in testa, che non è vero che gli è mai caduta la mela in testa, però in quei momenti lì, no? Newton era lì in Inghilterra e lui vaneggiava sul tempo, sullo spazio e sul tempo, e per lui ha una posizione completamente opposta rispetto ad Aristotele. Lui dice tempo e spazio sono due entità oggettive che esistono al di fuori di noi, sono proprio due contenitori, quindi un concetto assolutamente assoluto di tempo e di spazio. Però Newton appunto fonda la fisica, e quindi poi, come diceva Cecilia, questa roba qua ce la siamo portata dietro, noi è difficile immaginare i concetti di cui parlava lei, proprio perché abbiamo dato moltissimo peso a queste cose di Newton, e non così, ma perché Newton effettivamente è vero che il metodo scientifico, insomma Galileo e Newton danno origine alla scienza moderna e contemporanea, e quindi effettivamente questa posizione estrema sul fatto che tempo e spazio sono assoluti era quella che in quel momento la società ha prodotto, ed è quella che ci ha permesso di fare i progressi che poi abbiamo fatto dal Settecento al secolo successivo. C'erano però più o meno in contemporanea, mi correggeranno appunto i docenti di filosofia, le docenti di filosofia, degli altri filosofi che invece avevano una posizione diversa, più in linea con quella aristotelica, e quindi tempo e spazio non sono realtà ontologiche, e soprattutto non sono realtà assolute, ontologiche nel senso, quindi sapete meglio di me, però insomma che non esistono fisicamente, no?
Ma non solo, dicono anche sono soggettive e relative, quindi c'era già questo concetto nell'aria, però la fisica prendeva un'altra direzione. Allora arriva Kant e dice proviamo a mettere insieme, proviamo a trovare un compromesso. La fisica, insomma, voglio dire, la fisica ci servono questo tempo e spazio assoluti, le leggi di Newton funzionano così, considerando il tempo e spazio. Cosa facciamo? Buttiamo tutta la fisica, stiamo iniziando a fare progressi in fisica, buttiamo questi concetti? No, ce li teniamo così. Però lui dice, però a me questa cosa che siano realtà ontologiche, proprio dei contenitori, cioè Newton diceva proprio, non essendo filosofo, non si poneva troppo il problema, ma questi due contenitori, ma dove stanno, ma come sono fatti, che cosa sono fatti? Invece Kant di fisica ne sapeva meno, però dice sono quadri mentali, non sono realtà ontologiche, quindi sono assoluti, sono al di fuori di noi, sono delle robe che sono uguali per tutti. Il tempo che misuro io e lo spazio che misuro io sono quelli e sono gli stessi per tutti. Però sono appunto dei quadri a priori, qualcuno di voi l'avrà già studiato Kant, io ho dimenticato già tutto, però insomma le condizioni formali a priori, insomma. Le strutture che ci permettono di percepire il mondo. Esatto, strutture però non ontologiche, non sono dei contenitori fisici come Newton. Newton pensava fossero proprio davvero delle cose fisiche. E quindi matematici, fisici, scrittori, tutti riflettono su queste cose, e non è un caso che in quel momento, nel Settecento, al tempo corrispondeva, Kant dice al tempo corrisponde l'aritmetica, allo spazio corrisponde la geometria, e la geometria una è la geometria euclidea, quella che conosciamo benissimo, che si basa sui 5 postulati di Euclide. Nel Settecento la si pensava così, nel Settecento non c'erano delle altre geometrie. Poi cosa succede? Succede che a un certo punto qualche pazzo, qualche matematico così visionario dice ma il quinto postulato di Euclide, gli altri non ve li snocciolo, sono banali, non c'è bisogno di dimostrarli, vi prendete un foglio e una penna, prendiamo tra due punti qualsiasi, è possibile tracciare una e una sola retta, non ve lo devo dimostrare, no? Da due punti una retta ci passa, a prescindere e così anche per gli altri 4. Il quinto postulato di Euclide, per un punto passa una sola retta parallela ad una retta data, e dimostratemelo questo su un foglio. Vi servirebbe un foglio infinito. Come me lo dimostrate che non è che siete scemi voi che non lo sapete dimostrare, l'umanità in secoli e secoli tutti ci hanno provato, ma magari questo quinto postulato discende dal terzo, poi i matematici sono peggio dei fisici, quindi figurati, questo postulato qua così che non lo puoi dimostrare, che fastidio, che ti serve il foglio infinito. E quindi a un certo punto, dopo secoli e secoli in cui si discute di questo quinto postulato di Euclide, a un certo punto quello che succede è che i matematici dicono ma ascoltate, forse questo postulato non è così, è un postulato della geometria euclidea, ma magari possiamo sviluppare delle altre geometrie negando questo postulato. Ci teniamo gli altri 4, ma il quinto ha 2 possibili alternative, appunto gliene passa una sola, ne ha più di 2, volendo può anche inventarsi cose più strane, ne passano, 11 rette parallele, 11 come Gigi Riva, rette parallele passano, però quello va dimostrato. Invece i 2 casi estremi sono che ne passano infinite o che non ne passa nessuna, e nascono le geometrie non euclidee, 2 famiglie di geometrie non euclidee. Quindi una famiglia, per esempio, in uno spazio curvo, qual è la situazione? È che, ditemelo voi, qual è la situazione? Immaginatevi di tracciare, ecco, quella è una retta, io ci faccio un punto a fianco, quante rette parallele è possibile tracciare in un punto? Se io traccio un punto su immaginatevi su un pallone da calcio, è valido lì il quinto postulato di Euclide? È vero che posso tracciarne una sola, ne posso tracciare infinite, neanche una, 11 come Gigi Riva? Chi vota 11 come Gigi Riva? Chi vota infinite? Chi vota nessuna? Astenuti? Non può passare nessuna, perché è una superficie curva, no? Quindi se voi qualunque altra retta voi tracciate andrà sempre ad incrociare quell'altra. Non vi torna? Ci siete? Il punto è, se io traccio, questa è una linea retta, no? Immaginatevi che lo spazio sia questo piano qua, questa è una linea retta, complicata questa cosa, questa è una linea retta, questo è un punto, immaginate che lo spazio sia appunto un piano infinito, qua ci passerà una sola retta parallela, no?
Parallela vuol dire che, insomma, che se la fai attraversare sono a 90 gradi. Se lo spazio, se io piego lo spazio, quelle rette lì prima o poi si incroceranno. Se non vi torna, vi comprate un pallone da prendere, un canon super tele, ci disegnate le linee e vedrete che si incroceranno sempre. Questo è un caso. L'altro caso opposto è che invece ne passino infinite. E questo, volendo, potete immaginarvi, uno può inventarsi uno spazio anche piatto, in questo caso un foglio, in cui io vi dico, lo spazio è questo. In questo spazio piatto, però questo spazio, i bordi non contano, come dire. Lo spazio è solo lo spazio di questo foglio qua, tranne i bordi. Ecco qua, se voi disegnate un punto e una retta, vedrete che rette parallele ne potete tracciare infinite che passino per quel punto, perché se tu togli i bordi, quelle rette non si incrociano mai, ok? Ovviamente se allunghi il foglio, ovviamente questo è difficile da capire così per concetti, ci sono però ci sono le geometrie non euclidee, quindi delle formulazioni matematiche che fanno vedere che questa cosa funziona. E perché ci interessa questo? Perché non è un caso, siamo nel XIX secolo, siamo in un periodo in cui appunto basta con questo positivismo, questa cosa, tutto il tempo appunto, questa atmosfera, insomma, problemi, iniziamo a sentire, a mettere tutti in crisi. E quindi la crisi nella matematica non è un caso che Lewis Carroll, l'autore di Alice nel Paese delle Meraviglie, lo sapete quando ha scritto Alice nel Paese delle Meraviglie, è lo stesso periodo, e lo sapete che lui era un matematico. E come vedremo adesso, tra l'altro, questo sarà appunto, si concluderà questa sintesi sul concetto di spazio e tempo con Einstein, che invece in contemporanea con altri artisti erano influenzati dalla stessa rivoluzione, cioè da lì gli orologi molli li faceva mentre Einstein sviluppava la teoria della relatività. E qua invece in questo periodo qua, mentre questi pazzi matematici visionari, sto sforando sul tempo, non ho guardato, però forse adesso finisco, questi pazzi matematici visionari si inventavano queste geometrie strane, immaginate questi spazi curvi, adesso già è strano così, ma pensate che questi dopo secoli, cioè Euclide, stiamo parlando di più di 2000 anni prima, e questi a un certo punto dicono vabbè, facciamo che lo spazio magari è curvo così, però erano solo matematici questi, quindi per loro erano delle teorie così. Nel frattempo però influenzavano gli altri loro contemporanei, gli altri intellettuali dell'epoca, e Lewis Carroll, matematico, scrive Alice nel Paese delle Meraviglie e soprattutto Alice attraverso lo specchio, dove col tempo gioca moltissimo, la relatività del tempo interpretata da un matematico, ma ci sono altri, come si chiama, Abbott, Flatlandia, un altro libro che magari conoscete, insomma c'è tanta esplorazione, tanti vaneggi da questo punto di vista. Quindi la geometria euclidea non è l'unica geometria possibile, e a questo punto Kant come la mettiamo? E se era tutto così facile, tempo, aritmetica, spazio, geometria, e se geometrie ne abbiamo più di una, cosa significa? Quindi chi ha ragione? Lo spazio e il tempo sono assoluti, sono relativi, e poi insomma a questo punto perde anche un po' meno di peso la prima domanda: esistono davvero a sé stanti o meno? Sono oggettivi o sono soggettivi, al di là del fatto, diamo per scontato che avesse ragione Kant sui quadri a priori. Allora, lo spazio, quello che succede qua, sono le uniche formule che vedrete, non ve ne parlo neanche, però questo è un interferometro, e così volevo aprire parentesi, per chi abita in Sardegna è bene che sappiate cos'è un interferometro, perché potrebbe essere che tra 2 anni in Sardegna facciano l'interferometro più importante al mondo per rilevare le onde gravitazionali, poi se volete dopo ne parliamo. Altra cosa su cui quei 3 lavorano, perché appunto anche a 25 anni si può lavorare negli esperimenti più importanti al mondo, ed è ancora più interessante quando quegli esperimenti magari può capitare che capitano in Sardegna, però ne parliamo dopo. Questo è l'interferometro, un interferometro molto più piccolo, un interferometro appunto 1887, quindi notate siamo sempre nello stesso periodo, i fisici anche a loro gli piace vaneggiare, quindi tempo e spazio assoluto in fisica che cosa vuol dire? Cosa vuol dire lo spazio assoluto? Noi, fine dell'800 arriva Maxwell, adesso non mi ricordo se prima o dopo, vi ho detto che vi avrei contestualizzati, Maxwell è lo stesso periodo, non mi ricordo le date, non sono bravo, ma Maxwell più o meno è lo stesso periodo. Maxwell cosa fa? Le equazioni di Maxwell, che hanno una cosa, spiegano l'elettromagnetismo, mettono insieme 2 fenomeni così affascinanti, elettricità e magnetismo, e trovano una cosa, un'evidenza sperimentale, e che comunque trova il suo quadro matematico dentro queste equazioni, e l'evidenza è che la velocità della luce, cioè che la luce si muove ad una velocità costante, 300.000 km al secondo, e quindi la domanda a quel punto, in questo periodo di vaneggi sul tempo e lo spazio assoluti o relativi, ma costante rispetto a che cosa? Cosa vuol dire che la velocità, rispetto a chi la luce si muove sempre alla velocità c nel vuoto, c appunto che è 300.000 km al secondo?
quello che la cosa più, siccome eravamo così abituati allo spazio assoluto, eccetera, esiste uno spazio assoluto, lo chiamiamo etere, ogni tanto quando non sappiamo cosa è una cosa gli diamo un nome, etere lo si usa spesso, questo etere luminifero, la luce si muove rispetto alle... Ma se c'è l'etere, non stiamo più facendo matematica, va bene i vaneggi sugli spazi curvi, però se l'etere c'è, dobbiamo vederlo. E quindi quello che si inventano questi due, Michelson e Morley, dice, certo che lo vediamo all'etere, un attimo, è ovvio, abbiamo risolto tutto, ci dicono l'equazione di Maxwell, la luce si muove rispetto all'etere, e quindi noi adesso costruiamo un interferometro, che vuol dire far incrociare due raggi laser, uno in una direzione e una... no? E la Terra si muove, se c'è l'etere, questo spazio assoluto ipotetico, la Terra pure si muove rispetto all'etere, c'è questo vento d'etere. Immaginatevi che c'è questo, appunto, questo, in questo caso davvero è quello proprio che pensava Newton, non è un quadro, è proprio una roba, si pensava una sostanza vera, cioè la Terra si muove in questa sorta di melassa di cui noi non ci accorgiamo, e quindi è quella che è ferma. La luce si muove sempre alla stessa velocità rispetto all'etere, ma non rispetto alla Terra e non rispetto a noi. E quindi cosa facciamo? Mettiamo questi due raggi laser ad incrociarsi, quando si incrociano formano delle figure di interferenza, no? Ecco, immaginatevi questo braccio, la Terra si sta muovendo in questa direzione. Butto giù tutto. Quindi noi mettiamo un braccio dell'interferometro perpendicolare al moto della Terra e un braccio parallelo. Cosa ci aspettiamo se io qua sto attraversando dell'etere? Mi aspetto che al braccio che si muove in questa direzione si debba sommare una velocità che è la velocità della Terra rispetto all'etere. Invece in questa direzione qua la Terra, cioè io mi muovo, la Terra ruota, un braccio dell'interferometro ruota insieme alla Terra, cioè si muove nella direzione del moto della Terra, l'altro braccio invece no, perché è perpendicolare. Cosa succede? Perché proprio due raggi laser? Perché queste figure di interferenza cambiano se tu cambi appunto il percorso che la luce fa, e quindi se i due bracci sono fermi, queste figure di interferenza si formano nello schermo, sono i due raggi laser che si incrociano, danno origine a queste figure, quelle sono fisse. Se invece uno dei due raggi si muove, cambia direzione, allora succede che c'è un movimento in questo frangio di interferenza. Quindi se davvero c'è l'etere, se davvero questi due bracci, uno si muove rispetto all'etere e l'altro no, ci deve essere un cambio nello schermo in cui io vado a vedere questi due raggi che si incrociano. Ormai potete immaginare quello che hanno scoperto Michelson e Morley, che non c'è nessun cambio nei raggi, e quindi l'interpretazione lì erano tutti disperati perché dicono ma questo etere, e come facciamo senza etere? E allora arriva l'intuizione di Einstein, magari non si sa, però magari probabilmente aiutato dalla moglie, che era una brava matematica, ma le donne non hanno lasciato grande traccia, in particolare Einstein non è stato carinissimo con la moglie, diversamente da Pierre Curie. Sì. Poi si è romanzata molto su questa cosa, però un fondo di verità c'è. La moglie che dovrei nominare a questo punto, se no bella libera merda, Milena Marevich, cercatevi la prima moglie di Einstein. Insomma, di donne che non hanno lasciato traccia nella scienza ce ne sono tante, però quella di Einstein fa un po' impressione perché subito dopo Pierre Curie invece lui si rifiuta di accettare il Nobel se non l'avessero dato anche alla moglie Maria Sklodowska-Curie. Questo è tutto un altro apparecchio, insomma. Scusate, quindi Einstein, aiutato o meno dalla moglie, ha questa intuizione qua, lui dice ma allora se l'etere non lo vediamo vuol dire che non esiste, semplicemente. Quindi non esiste lo spazio assoluto, e noi abbiamo la fisica. Che cosa ha di diverso la fisica? Appunto, i vaneggi della fisica hanno un elemento di diverso rispetto agli altri vaneggi che pure ci piacciono, che ci sono i dati di fatto. Non puoi prescindere dai dati di fatto, e quindi i dati di fatto per Einstein sono questi due. Uno, quello che già vi dicevo, la luce si propaga nel vuoto a velocità costante non rispetto ad uno spazio assoluto, perché lo spazio assoluto non l'abbiamo trovato, si propaga, per quanto strano ci possa sembrare, si propaga ad una velocità costante indipendentemente dal sistema di riferimento.
Quindi rispetto a cioè, qualunque sia il sistema di riferimento, la luce si propaga sempre a quella velocità, non valgono le leggi della somma della relatività galileiana che vi dicevo, cioè mi muovo in una direzione e la velocità della Terra si somma a quella della luce. No, la luce sempre a quella velocità si muove, per quanto strano possa sembrarci. E le leggi della fisica sono le stesse in tutti i sistemi che cadrò prima o poi, sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento. Quindi Einstein sviluppa la relatività speciale, non so se abbiamo tempo di far vedere questi adesso, per cui chiudo con questi. E quindi spazio e tempo, per rispondere alla domanda, sono stato un po' strollico, però spazio e tempo per la fisica oggi non sono due concetti assoluti, sono due concetti relativi che dipendono dal sistema di riferimento in cui vengono misurati. Se voi volete se voi vi state muovendo circa, non ce ne accorgiamo perché noi ci muoviamo piano rispetto alla velocità della luce, quindi molto piano, insomma 300.000 km al secondo è mera, E quindi niente, noi non ci accorgiamo di questa cosa qua, ma se per caso vi capitasse un giorno di muovervi, possiamo parlare di che problemi possono capitare se muovete alla velocità della luce, dopo possiamo vedere anche qualche video su questo, però mettiamo che possiate muovervi alla velocità della luce, vicino alla velocità della luce, ecco voi a quel punto la simultaneità degli eventi, il tempo che misuri tu e che misura il tuo amico che è fermo rispetto a te, quindi che rispetto a te si sta muovendo alla velocità della luce anche lui, sono completamente diversi, si sballa tutto, quindi se tu mi dai un appuntamento a un certo orario, ma te ne vai a farti un giro nello spazio alla velocità della luce, poi non ci incontriamo proprio sfasati completi, uno torna più vecchio, insomma succedono cose strane. E poi l'ultimissima cosa, Einstein a un certo punto ci mette dentro anche la gravità e quindi riesce a fare la teoria della relatività generale, dove mette dentro anche la gravità, di questo non ne possiamo parlare, però giusto per chiudere anche sullo spazio assoluto, anche lo spazio assoluto non esiste, noi viviamo in uno spazio-tempo quadridimensionale. Quindi se tu vuoi identificare un evento senza ambiguità devi specificare le 3 coordinate spaziali, la 4ª coordinata temporale, e c'è una teoria matematica bellissima che è appunto la teoria della relatività generale, che è anche una teoria fisica perché poi funziona benissimo, vi dicevo, senza relatività generale non ci avremmo il GPS non funzionerebbe, lì ci sono delle correzioni fatte grazie, cioè se tu non conti tenendo conto che l'universo, lo spazio-tempo, bla bla bla, tutti questi vaneggi, il GPS vostro non funzionerebbe. Voi che se ne frega, noi ho fatto meno per un sacco di tempo di GPS, però è comodo, e niente, basta, mi fermo, poi al massimo ci saranno domande, grazie. Grazie mille. Grazie mille, dottor Murgia e professoressa Angioni. Io direi che adesso potremmo iniziare la chiacchierata. Abbiamo non tantissimo tempo, però se qualcuno di voi ha delle curiosità o delle perplessità, in realtà io spero magari potremmo rendere disponibili le slide in modo che possiate vedere i video che avrebbe voluto far vedere Riccardo su dei fenomeni molto particolari come la dilatazione del tempo e la contrazione delle lunghezze e così via. Poi se abbiamo tempo li mostriamo dopo, però darei il via alla chiacchierata. Dice Andrea che magari con un microfono può darvi la voce. Allora, se nessuno di voi... Sì. Ovviamente non devono essere per forza relative a questo argomento, ma possono anche essere curiosità tipo cosa vuol dire fare ricerca, cosa vuol dire diventare... Comunque io in realtà posso rompere il ghiaccio. Durante la discussione mi sono venute in mente varie domande. Innanzitutto è molto curiosa la questione credo fosse Eschilo, sull'immagine del bambino che gioca a dadi, Eraclito, e il fatto che il bambino gioca a dadi e il risultato è sempre incerto, ma fa un gioco che conosce molto bene, quindi vuole camminare su un terreno che conosce, una cosa ciclica. È un po' come la questione della musica, che se noi facciamo musica e cerchiamo di sviluppare la musica, lo facciamo in battute,
che si susseguono, è una struttura che conosciamo bene, non sappiamo ancora bene, soprattutto nel jazz, nel free jazz, quali note faremo, però sappiamo che dobbiamo chiuderla lì e riniziare, per dare anche un contesto. Però la curiosità che ho riguarda il fatto che, insomma, io so più o meno come si fa ricerca nel campo dell'astronomia e dell'astrofisica, però mi domandavo, quando noi apriamo e leggiamo un'opera magari scritta nel 500 a.C., la cosa che mi impressiona è, insomma, è come ascoltare parlare un autore in una lingua che non conosciamo. E quindi mi chiedo, cosa vuol dire fare ricerca aprendo questi testi antichi e cercare di cancellare quei filtri che noi abbiamo nella lettura e nella, insomma, mentalità dell'umanità di adesso? La domanda è un domandone, perché riguarda proprio anche lo scopo della filologia, dell'ecdotica e dell'esegesi dei testi. Ma per renderla più vicina a quello che abbiamo fatto adesso, per esempio, io ho voluto portarvi dei testi, anche se non abbiamo potuto leggerli, delle citazioni però tratte dai testi, perché quello che succede con i testi antichi è che noi apriamo un libro e ci sembra che quell'autore ha detto questo, quell'altro ha detto questo, poi facciamo una somma, andiamo su Wikipedia e troviamo la sintesi. In realtà quando si fa ricerca sui testi antichi ci sono tante cose, tante variabili da tenere sotto controllo, soprattutto appunto l'interpretazione che di quei testi si è fatta lungo il tempo. Quindi diciamo che il compito del filologo è quello di appunto andare indietro nel tempo e cercare di scrostare queste interpretazioni che sono dovute ognuna al proprio contesto socio-culturale, storico, filosofico. Per esempio sulla tragedia greca, adesso qui i filosofi avranno un motto di contrarietà se non un colpo apopletico, però sulla tragedia greca per esempio abbiamo un'incrostazione hegeliana che ha portato molto fuori, dobbiamo ancora cercare di quella Antigone, è stata devastata completamente da Hegel. Quindi quello che fa la ricerca, diciamo, sui testi classici è questo, scrostare le interpretazioni e cercare, ovviamente anche noi sottoposti al nostro contesto socioculturale, cercare di arrivare a qualcosa che sia un po' più originale. Diciamo che questo si può riflettere in questo brevissimo intervento solo nel fatto che non ho voluto prendere delle cose già fatte, ma mi sono andata a cercare in diversi testi, guardando varie bibliografie, cosa significano i concetti di tempo in queste tre parole, per riportarvi la complessità. Se qualcuno di voi se ne va via con l'idea che non si capisce niente da tutta questa roba greca, la triste realtà è che è vero, ma questo è il fatto bello di accostarsi alla grecità, è proprio questa complessità che c'è. Non so se ho risposto. Sì, assolutamente, grazie mille. In qualche modo mi viene alla mente il fatto che è proprio bello fare ricerca perché metti con mano, insomma, ti addentri in campi che sono stati poco battuti, cioè sei tu che porti avanti la conoscenza umana in quel momento. E il fatto di dover scavare nel passato a volte succede anche nella fisica, nella scienza, perché per esempio tutti conoscono il sistema copernicano, credo tra l'altro sia una delle tematiche degli argomenti successivi, però la cosa interessante è che Galileo nel 1600 sapeva benissimo che Copernico non era stata la prima persona a mettere il Sole al centro del sistema solare, ma Aristarco di Samo ci aveva pensato prima di lui in Grecia, quindi insomma ci sono delle cose molto, molto interessanti anche dal punto di vista della ricerca della storia della scienza. Qualcuno ha pensato a qualche domanda, perplessità? Prego, Andrea, per piacere. Salve, riguardo la filologia, appunto durante tempo i testi che vengono sottoposti a influenza, cambiamenti, cambiano nella loro essenza, per dire. Quindi la filologia, appunto ricordando dietro un testo, com'è possibile esattamente farlo se questo stesso testo non è più quello che era ed è cambiato? E secondo me com'è possibile? Semplicemente quello che ho pensato io è che o si cercano dei testi più vecchi
però allo stesso tempo i testi più vecchi possono essere diversi, quindi come si fa? Grazie, che domanda meravigliosa. Allora, si fa così, si prendono i testi più vecchi, si prendono per esempio i manoscritti, e questa insomma è l'aneddotica un po' classica, si prendono i manoscritti, si fa una collazione, si mettono uno a fianco all'altro e attraverso la scienza storica della filologia che ci aiuta con la linguistica, con tutti gli studi grammaticali, i vari repertori e vari strumenti che noi possediamo, cerchiamo di capire tra le varianti che abbiamo nei manoscritti qual è quella che può essere più corretta, per esempio per Eschilo, per Sofocle, per Euripide. Questo lavoro è stato fatto dalla filologia lungo il corso dei secoli però, quindi abbiamo già dei testi editi per cui i filologi hanno già fatto questo lavoro. Al giorno d'oggi si torna indietro, per esempio io ho lavorato sulle edizioni, le prime edizioni a stampa del Rinascimento e si fa proprio questo, si vede nel Rinascimento come poteva il contesto rinascimentale, la filosofia allora circolante influire sulla trasmissione di un testo e si lavora su questo, è un lavoro certosino ma che si continua a fare. Grazie, una bellissima domanda. Se qualcuno di voi ha qualche altra domanda, altrimenti ne approfitto per farne una io, poi vi ridarò la parola per Riccardo, perché vorrei che raccontasse un pochino, insomma, come funziona il mondo della ricerca scientifica. Spesso e volentieri noi non sappiamo, ci dicono in televisione, perché gli scienziati hanno detto, ma volevo chiedere a Riccardo di raccontare in che modo, per esempio, le nuove teorie di Einstein sulla relatività generale, sul tempo, su queste cose assurde che implicano la contrazione delle lunghezze, la dilatazione dei tempi, come sono state percepite dai contemporanei di Einstein e qual è stata la reazione della comunità scientifica, cioè cosa serve alla comunità scientifica per poter dire ok, questa è la legge naturale che per adesso descrive meglio la natura, insomma. Quel per adesso è fondamentale, perché appunto la fisica. Poi Einstein, la relatività, stiamo parlando, come avete, spero insomma, che almeno appunto vi sia arrivato il messaggio di quanto rivoluzionaria è stata la relatività, di come veramente ha rimesso in discussione tutto. Non è un caso che Einstein ha vinto il premio Nobel, non mica l'ha vinto per la relatività, l'ha vinto per un'altra cosa di una Einstein, appunto, adesso prima l'abbiamo trattato male per come ha trattato la moglie, però in realtà Einstein ha gettato le basi per la relatività generale e anche per la meccanica quantistica, anche scoprendo l'effetto fotoelettrico, e lui il premio Nobel l'ha vinto per quello, perché l'effetto fotoelettrico, per quanto getti le basi per un'altra teoria rivoluzionaria, un'altra rivoluzione ancora più clamorosa, forse, o comunque ancora più incomprensibile della relatività, lui comunque appunto quello lì era un effetto sperimentale, una cosa vista, cioè proprio ha previsto una roba, una spiegazione per un'anomalia che poi ha dato via ad una teoria appunto la teoria della meccanica quantistica, e lui ha vinto il premio Nobel per quello, non per aver formulato tutta questa teoria così fondamentale che abbiamo. Però, e quindi come hanno reagito nel caso della relatività generale? Hanno reagito male, nel senso che appunto la cosa fondamentale è che qualunque nuova teoria in fisica deve riprodurre come dei casi limite le teorie precedenti, quindi non è che la meccanica di Newton è da buttare perché Einstein ha fatto la teoria della relatività generale, mai avremmo potuto cambiare il paradigma totale rinunciando a quello che già sappiamo che funziona bene. Quindi il primo requisito per essere ben accolta di una teoria è che deve, nei suoi casi limite, nel caso della relatività generale, velocità basse, velocità molto più basse della velocità della luce, la relatività generale deve ricondursi alla dinamica di Newton, alla teoria della gravità di Newton, e quindi al fatto che possiamo distinguere spazio e tempo, considerarli assoluti, però quella è un'approssimazione, quello che è saltato fuori è quello che pensava Newton, quello che ha teorizzato Newton funziona sotto certe condizioni.
E adesso si va avanti sempre così, ad ingrandire, sempre da un lato si fa questa ricerca sperimentale anche lì, poi io sono un cosmologo, quindi quello che faccio è proprio andare a cercare nel passato reperti archeologici sempre più antichi, quindi esattamente questa cosa qua, quando dici questo problema della filologia ce l'abbiamo anche in cosmologia, nel senso che magari non c'ha fonti contraddittorie, nel nostro caso non sono fonti che qualcuno ha scritto, però sono fotografie di com'era l'universo miliardi di anni fa. Immaginatevi, appunto, la velocità della luce è costante, guardare lontano nello spazio vuol dire guardare indietro nel tempo, quindi è come veramente è come fare archeologia cosmica, è pazzesco, è molto, paleontologia cosmica volendo, è molto bello questa cosa, ed è molto, molto comune questa cosa qua. Se non ti tornano i conti, se devi scrostare le interpretazioni o nel nostro caso magari gli errori sistematici nei dati, nelle cose, ti servono nuovi dati e possibilmente dati sempre più antichi. Sto aprendo parentesi su parentesi. Quindi l'atteggiamento è questo, ti servono teorie sempre che include, quindi da un lato, dal lato osservativo, dati sempre più antichi, dati sempre migliori, dati sempre più precisi, e dall'altro lato teorie sempre più teorie che siano in grado sempre di spiegare quello che abbiamo, possibilmente con la stessa semplicità delle teorie che già abbiamo, anche se ultimamente siamo un po' ossessionati da questa semplicità, non è che la natura deve essere proprio semplice, magari poco a poco si possono complicare le teorie che abbiamo, questa è una polemica mia interna con me stesso, e quindi queste teorie comunque devono essere il più semplici possibili, devono includere come casi limite le teorie precedenti, e poi devono predire possibilmente delle cose nuove e spiegare quelle, anche se c'era appunto la teoria della gravità di Newton aveva dei problemi piccolissimi. Quei problemi piccolissimi, c'era un fisico famoso, non mi ricordo, non lo potrei dire, non lo nomino per rispetto, in realtà non mi ricordo, che aveva detto adesso, fino all'800, adesso facciamo queste due, risolviamo la precessione di Mercurio, un'altra cosa, e con queste due cose abbiamo finito, la fisica, abbiamo finito, risolto queste due cose, abbiamo le teorie di tutto. Queste due cose hanno aperto una alla relatività generale, una alla meccanica quantistica, e quindi in realtà l'intuizione del grande fisico di essersi reso conto che quelli c'erano altri problemi aperti, non è che c'erano solo quei due. Lui ha detto risolti questi abbiamo risolto tutto. Troppo ancora nel positivismo, lui però in realtà aveva ragione, risolti quelli avremmo risolto tutto, se non altro ci hanno aperto due teorie completamente rivoluzionarie. Grazie mille. Quindi, insomma, tutto questo per dirvi di non preoccuparvi quando sentite la televisione, ma perché quello scienziato ha detto A, l'altro ha detto B, perché in realtà è un dibattito e ci devono essere delle evidenze per far sì che la ragione venga data temporaneamente a uno o all'altro. Non vi preoccupate, la questione è che non ci sono realtà assolute, il tempo non è assoluto, le realtà non sono assolute, ma dipendono dal tempo. Dall'epoca. Avevamo fatto una slide con dei punti, a parte i ringraziamenti che mi sono dimenticato, ringraziamo di nuovo Idea, Licio Pacinotti, Sottodettori e tutta Claudia, la professoressa Vacca che ci ha aiutato a realizzare questi incontri. Qua ci sono dei punti che magari possono di nuovo dare degli spunti per una discussione, non so, sì. Non ne parliamo più che dovete sbagliare, la ricerca scientifica a sbagli si va avanti, a errori uno dietro l'altro, chi non sbaglia niente, chi vince sempre, chi non sbaglia non impara, non migliorano, cioè bisogna perdere, sbagliare. Mira, questa è la cosa più importante che vi deve rimanere. Dovete uscire da questo posto pensando che siete liberissimi di fare tutto, senza esagerare, però insomma sbagliate, così funziona la scienza, ha errori, però imparando dagli errori, questa è la cosa fondamentale, sbagliare non per il gusto di sbagliare, sì, così, questa cosa ce la dimentichiamo tutti quanti, Einstein ha detto un sacco di stupidaggini e per fortuna le ha dette, perché dagli errori non è che uno ci arriva con la ricetta per le rivoluzioni scientifiche o meno, cioè dovete sbagliare, andare per approssimazioni, correzioni, cose, questa cosa, e questa secondo me è la cosa più importante. Qualche domanda? Qui ci sono, non so. Andrea? Ah, scusami, poi, sì, vai.
Andrea, lì, il ragazzo con la maglietta bianca. Poi Ale, ci mette... Allora, questa è una curiosità, diciamo. Secondo voi, chi è può essere considerato, o meno, chi considerate voi come primo grande rivoluzionario nel campo del pensiero scientifico? Cioè, per esempio, vedi che tiene assegnando il primo grande rivoluzionario del pensiero scientifico. Voi Sì. Allora, non so chi voglia rispondere. Un nome non te lo faccio, però è verissimo che c'è un periodo storico che è molto, come dire, sottostimato rispetto alla rivoluzione scientifica. C'è un libro bellissimo di Lucio Russo, si intitola La rivoluzione dimenticata, che racconta, lui sostiene fortemente che la scienza vera non nasce nell'antica Grecia. Noi abbiamo questo, idealizziamo l'antica Grecia. Però appunto le cose vanno scrostate e in realtà all'epoca ellenistica ci sono stati Aristarco di Samo, i grandi bibliotecari di Alessandria, Eratostene, tutta gente che ha misurato il raggio della Terra, fatto delle misure, ma precisissime, cioè il raggio della Terra con la precisione di 1 metro piantando un palo per terra. Ecco, questi probabilmente sono grandi rivoluzionari di cui un pochino ci siamo dimenticati, perché poi appunto nei secoli sono rimaste altre cose e questa cosa è un po' sottovalutata questa cosa, e non è un caso la parte ellenistica, perché anche lì è un incontro tra Oriente e Occidente, incontro tra la cultura tutte le tradizioni minerarie egizia appunto di Alessandria con l'incontro con la Grecia classica, e poi dopo Alessandro Magno, quindi le rivoluzioni nascono anche, non è neanche un problema di persone, è un problema di condizioni socioculturali, dal miscuglio sempre, dal miscuglio al fermento. Quindi Ale? Ci mette qualche secondo. Ok, io volevo fare una domanda ai nostri due speaker oggi, perché brevemente ci spiegavate un po' la parte filosofica e fisica. E una domanda, professoressa, qual era l'occasione, da quale dei tempi diversi? Allora, occasione in realtà è una parola latina, però io l'ho associata all'idea di kairos, cioè di momento opportuno, che poi è l'occasione che va colta. Ok, perché per deformazione professionale, mentre parlavamo di questo, ho pensato a un altro concetto fisico che è anche molto vicino all'aspetto filosofico, quindi quello che era il dottor Murgia, un po' se poteva commentare, riguardo il fatto del concetto fisico di entropia, che un po', se vogliamo, quando già i fisici iniziano a pensare al tempo prima ancora di Einstein, l'entropia per i fisici è un po' della perdita che non può più tornare indietro, in questo caso parliamo di termodinamica, quindi magari se potete un po' commentare al riguardo su questi due termini. Ti hai fatto una domanda difficile, avevamo detto non parliamo di entropia, che non ti abbiamo avvisato. È un concetto, perché avevamo detto non parliamo di entropia? Non perché è un concetto complesso, cioè, il tempo si può affrontare da un sacco di punti di vista diversi, però è vero, e questo è uno dei, questa cosa della linearità, dovremmo trovare paralleli appunto su questa cosa, cioè l'entropia alla fine è il tempo dal punto di vista della meccanica statistica. Se voi avete dei sistemi caotici, dei sistemi che non puoi trattare con la meccanica newtoniana, trattando particella per particella o oggetto per oggetto, perché ne hai moltissimi, si usa quella che è la termodinamica, la meccanica statistica, insomma tutti i concetti di temperatura, la temperatura da che cosa viene, l'energia, vengono dalla media di, insomma, la singola particella, se uno la considera con la meccanica newtoniana, c'ha la sua singola velocità, poi appunto si entra nella meccanica quantistica, è la situazione più complicata, però quando tu questi oggetti, questi sistemi caotici in cui hai un'evoluzione di un sistema appunto complesso e che quindi devi trattarlo come un unico sistema, anche se composto da tanti microelementi che più o meno si comportano allo stesso modo come individui, però hanno un comportamento collettivo che devi trovarti dei modi per descrivere, si usa appunto la termodinamica e l'entropia in quel senso lì, l'entropia del sistema che aumenta sempre,
Ok, al massimo rimane costante se ti organizzi per farla rimanere costante, però in linea di massima il disordine che aumenta sempre. Viviamo in un universo in cui appunto il disordine, l'entropia tendono ad aumentare e quindi volendo, questa è una misura del tempo, se uno si dimentica degli altri aspetti e vuole analizzare l'universo solo come un sistema termodinamico, come un sistema statistico, l'entropia la puoi usare come un sinonimo di tempo. Adesso possiamo provare a fare un giochino e poi ho un'altra domanda per la professoressa Angioni, però a proposito dell'entropia del disordine volevo far vedere una piccolissima clip che avevamo detto non mostriamo, però visto che ci siamo. Allora, questo, non so se lo vedete, è una clip di un video fatto da un altro grande divulgatore scientifico, si chiama Amedeo Balbi, e lui fa vedere come, immaginate che adesso stiamo parlando di particelle elementari, noi fisici stiamo studiando le particelle elementari, e lì, quando noi le vediamo scontrarsi, sappiamo veramente misurare il tempo, cioè voi sapete dirmi qual è la direzione temporale, è questa oppure questa? Qual è l'andare indietro o no? Beh, non lo sappiamo dire, non esiste. Quando noi parliamo di interazioni fondamentali, le interazioni non hanno una direzione privilegiata. Quando invece, se io adesso vi faccio vedere questo video sulla destra, per voi adesso sapete benissimo, adesso questo sulla sinistra, che è questo sulla sinistra che effettivamente ci dà un'idea del tempo, perché il video a destra è completamente realistico, ci devono essere delle condizioni fisiche talmente perfette perché tutte le palline nella tavola da biliardo si fermino in quel preciso istante e diano poi la spinta all'ultima. È praticamente non impossibile ma altamente improbabile. Quindi insomma il concetto di entropia avevamo detto che non l'avremmo toccato, però abbiamo scoperto che delle interazioni fondamentali, che tra l'altro Claudia ha studiato molto bene, le particelle elementari, non si ha una direzione privilegiata del tempo, ma quando si parla di sistemi macroscopici allora sì. A questo punto però io avevo una curiosità, perché avevo parlato, Riccardo, il dottor Murgia, scusa, ha effettivamente raccontato il fatto che quando noi guardiamo l'universo, guardiamo le stelle, stiamo guardando davanti a noi, ma stiamo guardando il passato. Quello perché? Perché le stelle hanno prodotto della luce tanto tempo fa, milioni di anni fa, miliardi di anni fa, che stanno arrivando a noi solo adesso. Viceversa, se un pianeta fosse a 60 milioni di anni luce da noi e i dinosauri avessero avuto dei telescopi con cui avrebbero potuto mandare segnali, quel pianeta non vedrebbe noi, ma vedrebbe i dinosauri. Quando abbiamo chiacchierato con la professoressa Angioni abbiamo anche visto che questo parallelismo fra ante e post esiste anche nella lingua, quindi mi chiedevo se fosse un cortocircuito in qualche modo, se vogliamo provare a sviscerare un pochino questa tematica. Bene, allora in 5 minuti vi lascio con questa metafora spaziale che io ho trovato veramente interessante. Allora, se ci pensate bene, quando noi pensiamo al nostro passato abbiamo un modo di esprimerci che deriva dal latino, cioè è ciò che è a noi anteriore, no? E anche gli antenati sono i nostri avampassati, quelli che vengono prima di noi. Tuttavia però in latino ante vuol dire davanti, ok? E anche la posterità, i posteri che indicano il futuro, invece dal punto di vista proprio linguistico latino, è ciò che viene dietro. Allora ho provato un po' a ricercare su questa metafora spaziale, insomma tra i tanti testi viene fuori questo, che in realtà questa metafora spaziale è specchio dell'interpretazione del mondo latino di cui abbiamo parlato molto poco, abbiamo parlato più dei greci, quindi adesso mi fa piacere dire questa cosa. I latini guardano al loro passato e lo vedono davanti perché è ciò che conoscono, e non solo, ma per il mondo latino il passato, almeno sino all'epoca ellenistica, poi con Seneca abbiamo già un cambio di questo paradigma, però il passato è ciò che importa perché diventa un exemplum da seguire. Tutto il mondo latino, il Mos Maiorum, si fonda su questo, sull'importanza, le imagines degli antenati, no? Quindi ciò che è davanti è più importante
più significativo e lo conosciamo davanti agli occhi, mentre il futuro è dietro di noi e non lo vediamo. Cosa succede? Che però con noi abbiamo un cortocircuito cognitivo rispetto a questo, perché noi invece cosa facciamo? Noi siamo molto proiettati su ciò che è futuro e quindi abbiamo iniziato a mettere il passato dietro di noi e non più davanti. Niente, quindi questa mi sembrava una cosa interessante da indagare, potete ricercare. Che questo sarebbe interessante anche, è che ci vogliono le competenze, però esplorarlo in sardo, perché voglio dire, qua abbiamo la lingua più vicina al latino, appustisi, ainantisi, sudempusu, sarebbe insomma così. Adesso a noi ci è preso a fare questa scienza in sardo, quello so fai pure sta filosofia, se le fai lo sudotto in sardo. Io voglio fare un'ultima domanda. Dai, dimmi. La bibliografia. Ah, Sì, c'è un'ultimissima domanda? Sì, una domanda è un brevissimo intervento, un provocatorio però per me. Intanto questo anche questo posto, se Aristotele dice il numero del movimento come viene tradotto secondo il primo e poi, anche in una definizione di principio, cioè definisce il tempo utilizzando il tempo e quindi è necessario che sia il riferimento spaziale. Il secondo, ogni mutamento, direbbe Aristotele, presuppone qualcosa che non cambia. Facciamo un esempio, se il nostro ricercatore Riccardo Munche è la stessa persona quando aveva 2 anni, 3 anni, 4 anni, se fosse cambiato tutto avremmo Riccardo 1, Riccardo 2, Ritorno, Riccardo 3, la vendetta, cioè avremmo tante, e questo è interessante, anche nel tempo che scorre c'è bisogno di un legame con l'eternità, qualcosa che non muta, cioè io toglierei la dicotomia eternità o relatività perché probabilmente la strada giusta è quella di associare. Grazie mille, grazie. Quindi, non lo so, sì, mi sa che... Grazie mille a tutti. Grazie.